bentornati su Fisherman Channel World News. Allora, in apertura subito in India il terremoto di sisma magnitudo 6.7 che ha provocato circa 9 morti e 200 feriti. Continuiamo con un anno fa quasi succedeva la tragedia di Charlie Hebdo e ricorderà la testata giornalistica satirica con una edizione speciale e una copertina tutta dedicata a questa grande odissea dell'attentato di Charlie Hebdo. Attentato anche suicida a Kabul, dove terroristi si sono asserragliati in un aeroporto, ancora notizie in aggiornamento e lo vedremo nelle prossime edizioni, mentre un nuovo sindaco donna in Messico è stato ucciso a poche ore dalla sua elezione. E per finire, in Svezia e Danimarca ripristinano le barriere di controllo per controllare appunto i profughi e tutte le persone che passano per queste frontiere, e la Germania accusa che si stia venendo meno al trattato di Schengen. Queste le principali notizie in un minuto di Fisherman Channel World News. Noi ci rivediamo domani sempre qui, sempre su Fisherman Channel.